Benvenuti, oggi è mercoledì 13 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 16:51. La luna si leva alle 15:10 e cala alle 3:28. Il santo del giorno è Sant'Omobono. Il nome Omobono è ormai di scarsa diffusione e deriva dal latino homo, uomo, e bonus, buono. Oggi, 13 novembre, si festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza. Questa celebrazione è una valida occasione per un confronto con i bambini sulla gentilezza, fin dai primi anni di età, fondamentali per la socializzazione. Alcuni semplici gesti o sguardi influiscono positivamente sul rapporto con gli altri, contribuendo alla creazione di un ambiente sereno in cui poter vivere insieme. Varie attività vengono svolte nelle classi per seguire insieme modalità positive per superare i momenti di maggiore tensione. Oggi compie 69 anni l'attrice Whoopi Goldberg. Ha recitato in film di successo come Ghost e Sister Act. È una delle poche celebrità ad aver conseguito l'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony Award. Auguri a Riccardo Scamarcio per i suoi 45 anni. Raggiunge la notorietà interpretando il personaggio di Step in 3 metri sopra il cielo. Partecipa al romanzo criminale È mio fratello e figlio unico. A settembre 2023 ritorna nelle sale con il film internazionale Assassini a Venezia del regista Kenneth Branagh, altro fortunato adattamento di un romanzo di Agatha Christie. E tanti auguri anche a Benedetta Rossi, che oggi festeggia 52 anni. È una delle food blogger più amate dagli italiani e conduttrice di Fatto in casa per voi. La ricordiamo come volto dello show culinario di Real Time e Discovery Plus. Esce nelle sale il terzo classico Disney dopo Biancaneve e Bambi. Il 13 novembre 1940 debutta Fantasia ed il primo episodio fu L'apprendista stregone. Per la colonna sonora fu incaricato un noto direttore d'orchestra che riunì i 100 migliori musicisti di Los Angeles. L'enorme costo causò una crisi finanziaria, poi superata l'anno seguente grazie al successo di Dumbo. Ma quanto ne sapete di chimica? Intanto direi di partire dalle basi. Sapete che differenza c'è tra miscele e composti? I composti sono costituiti da atomi che formano un legame chimico tra loro, come l'acqua che è formata da idrogeno e ossigeno, e chiaramente non è possibile attraverso un'azione fisica separare diversi atomi. Nella miscela invece le sostanze chimiche originarie non cambiano e si possono quindi separare con un filtro oppure con un setaccio. Buongiorno ai 12, oggi la luna è in Ariete e riparte nel suo ciclo zodiacale magnificando i segni di fuoco con la complicità di Marte e di Mercurio. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, siete protagonisti della giornata con una splendida luna che capeggia nel vostro segno zodiacale connettendosi a Marte e a Mercurio, quindi azione e intelligenza. Oggi potete e potrete di tutto e di più, forza Ariete. Toro. La configurazione oggi pregnante nei segni di fuoco sicuramente vi farà un po' riflettere, data anche la posizione della Luna nel vostro ideale 12° campo, a tutto ciò che non è successo. Probabilmente metterete un po' in discussione voi stessi e tenterete di capire quanta responsabilità avete in tutta una serie di cose che non sono andate proprio come si sperava. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata che gode dell'appoggio della Luna e dei segni di fuoco. Luna e Marte sono dalla vostra parte. Se proprio il vostro Mercurio è in opposizione al vostro Giove, consideratelo un piccolo eroe, perché sta facendo delle grandi rivoluzioni che mettono in discussione Saturno e tutta la sua farraginosità, quindi voglia di vivere ritrovata. Cancro, una giornata oggi che prevede una luna, la vostra luna,
in una posizione di quadratura alquanto meditativa. Dovrete infatti cercare al lavoro di essere un pochino più concreti e di non lasciare le cose al caso, poiché il vostro ammorbidimento potrebbe generare una situazione di non troppa attenzione e quindi di poca vigilità. Leone, giornata oggi magnifica proprio perché la luna col suo trigono meraviglioso vi sostiene e sostiene anche il vostro Marte che ospitate nei gradi. Azione, passione, sentimento e sicurezza, proprio perché avete riconquistato la capacità di comunicare e di riappropriarvi del vostro ambiente. Vergine, una giornata oggi la cui buona notizia è la fine dell'opposizione della Luna, seppure Mercurio ancora rimugina su alcune cose dette al lavoro, sicuramente siete molto più motivati ad andare avanti per la vostra strada, convinti di stare agendo bene, e così è. Venere dalla vostra parte. Bilancia, mentre la vostra Venere tenta di fare pace con le confusioni di Nettuno, sicuramente l'opposizione della Luna non vi aiuta a mettere a fuoco bene una serie di problematiche che dipendono dalla messa in discussione di voi stessi. Cercate quindi di operare una saggia valutazione, di scegliere tra due strade che a volte possono riguardare l'annoso divario tra famiglia e lavoro. Scorpione, una luna oggi un po' troppo distante in gradi, ma che vi fa riflettere molto sul valore delle piccole cose e sull'aggiustamento di alcune tematiche relative alla vostra routine, al vostro lavoro e al vostro quotidiano. Ci pensa Venere però a scaldarvi il cuore, proprio perché continua una corrispondenza di amorosi messaggi con una persona che è entrata nel vostro cuore. Sagittario, giornata oggi splendida, il vostro Mercurio così coraggioso, tanto da ergersi contro i limiti di Saturno, oggi trova riscontro negli affetti e quindi nella Luna, una Luna di trigono che vi aiuterà a sentirvi assolutamente centrati e convinti in quello che fate. L'energia di Marte intanto si sente e la passione è tornata. Capricorno, a proposito di passioni, Venere ancora tenta di capire cosa non va al caro Nettuno, Nettuno che a volte parla di sentimenti che non sempre riuscite a codificare o a gestire. Ebbene però oggi c'è ben altro nel cielo che può destare la vostra curiosità, proprio perché le rivoluzioni di Mercurio hanno portato ad uno sblocco di qualcosa che aspettavate da tempo, quindi adesso siete operativi. Acquario, giornata oggi che prevede una luna amica, una luna molto positiva che vi darà comunque il coraggio di gestire la vostra comunicazione in una maniera creativa, coraggiosa e originale, sprezzanti anche del fatto che alcune comunicazioni poco chiare avete deciso che non vi disturberanno più. Adesso siete un po' più ermetici e quindi un po' più al sicuro dal caos dilagante. Pesci, giornata oggi molto interessante. Saturno soccombe contro un Mercurio così assolutamente motivato a darvi di nuovo parola, mentre invece Nettuno ancora nei vostri gradi propone a Venere tutta una serie di cambiamenti in amore e anche delle tensioni nuove, per cui sarà il caso di ascoltarvi un po'. La Luna vi ricorda che anche l'economia ha la sua importanza. Oggi comunque vi vedete più belli. Il 13 novembre 1990 Tim Berners-Lee realizzò la prima pagina web della storia. L'obiettivo era quello di creare un sistema per condividere tutte le informazioni virtuali esistenti, elaborando un linguaggio di facile comprensione e accessibile a tutti. Lo stesso inventore non guadagnò niente da questo suo lavoro. Era semplicemente il primo passo verso la nascita di Internet come oggi lo conosciamo. L'espressione "quit while you are ahead" corrisponde più o meno all'italiano "fermati finché sei in tempo", detto anche di qualcosa che può essere gratificante quando la si fa, ma anche pericolosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il
Il matto di oggi è lo scrittore Stendhal. Il suo nome è legato alla sindrome che visse uscendo dalla chiesa di Santa Croce a Firenze. Fu talmente assorbito dalle meraviglie presenti all'interno che svenne per la strada. La sindrome di Stendhal, infatti, è un disturbo psicosomatico che si manifesta osservando opere d'arte o ascoltando musica di forte impatto emotivo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. E quindi vivete sempre appieno ognuna delle vostre giornate. Notate le piccole cose che vi rendono felici. Noi ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.